Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi per essere qui in audizione e mi unisco alle scuse per il ritardo, ma purtroppo non è inefficace soltanto il trasporto locale su gomma, ma anche quello su rotaia. Allora, arrivando invece alle motivazioni per cui abbiamo chiesto questa audizione circa un anno fa, nasce soprattutto da un percorso che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto di monitoraggio di atti ispettivi, di prese di posizione pubbliche, perché nell'ultimo anno in particolare sono emerse delle criticità che abbiamo evidenziato e che rendono proprio il trasporto locale insostenibile. All'inizio dello scorso anno, infatti, abbiamo lanciato un allarme, ovvero relativa alle numerose corse che saltano continuamente da parte di Arriva Udine. In un primo momento l'azienda aveva tentato di minimizzare il problema, arrivando a sostenere che i dati che noi avevamo pubblicato non risultassero. Oggi però quegli stessi dati trovano conferma nelle stesse parole dell'assessore Ammirante a seguito delle nostre interrogazioni. La Regione infatti ha ammesso che nel solo mese di febbraio 2025 sono saltate 1.442 corse, arrivando in alcune giornate a una media di una corsa su 10 non effettuata, pari a circa 100 corse al giorno. Ancora più allarmante è il dato relativo ai primi 74 giorni dello scorso anno, nei quali 2.595 corse non sono state effettuate nel solo servizio urbano di Udine. Questi numeri che cosa ci fotografano? Una situazione sicuramente di criticità, di oggettiva difficoltà dell'azienda, che incide sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini, studenti, lavoratori, famiglie, ma anche degli stessi lavoratori che si trovano poi a subire quelle che sono le considerazioni da parte dell'utenza. E non stiamo parlando di episodi isolati, ma di un problema che ormai è strutturale e si ripete nel tempo. Ma voglio riprendere anche quello che è il dato, ovvero secondo il contratto di servizio stipulato nel 2019, la Regione Friuli-Venezia Giulia è responsabile della vigilanza e del controllo sui servizi affidati a TPL FVG, consorzio di cui Arriva Udine fa parte. Ora, uno degli aspetti centrali del controllo è proprio quello delle penali. Ora, nell'ultima settimana, e qua ringrazio anche il dottor Volponi che a seguito della discussione che abbiamo intavolato durante la manovra di bilancio ci ha fornito quelli che sono i dati relativi ai nostri quesiti e in particolare rispetto alle penali effettivamente contestate e applicate. E qui vi voglio riprendere appunto quello che è il dato che ci è stato fornito, ovvero che nel 2024 le minori percorrenze effettuate rispetto a quelle programmate a inizio anno sui servizi previsti dal programma di esercizio sono risultate 336.844 chilometri. Tali minori percorrenze sono state interamente compensate dalle maggiori produzioni svolte nello stesso anno, ovvero 386.613 chilometri. Ma il dato che mi ha fatto più curiosità e per cui chiedo la vostra attenzione è che queste minori percorrenze sono imputabili per 271.803 chilometri agli scioperi. Quindi, visto che qui ci sono la maggior parte dei portatori di interesse, la prima domanda che voglio fare è proprio questa, ovvero ci sono stati tutti questi scioperi da determinare questa carenza di corse. Viene poi precisato, sempre in questi dati, che 25.644 sono date dal mancato svolgimento del servizio tranviario per l'intero anno 2024, mentre invece 39.000 chilometri ad altre cause. Restano 13.499 di percorrenze non rese, per cui è stata comminata una sanzione di 7.678 euro. Questa è la sanzione che è stata data dalla Regione rispetto a queste corse che non sono state rese. Ora, nel frattempo, la soluzione prospettata qual è stata? Una riprogrammazione delle corse, che di fatto significa ridurre il servizio. Ora troviamo inaccettabile che il paradigma meno corse
meno corse saltate. È una logica che contraddice apertamente il contratto di servizio, che invece prevede un aumento delle corse proprio per potenziare il servizio e quindi non una sua riduzione per adattarle alle esigenze aziendali. Ora, i dati ufficiali nel 2024 mostrano che Arriva Udine è la società con il maggior numero di percorrenze non svolte per cause diverse dagli scioperi, pari a oltre 125.000 chilometri. Ora, questo rafforza proprio il nostro sospetto che le criticità siano in particolare concentrate proprio a Udine, unica delle 4 società del consorzio TPL FVG ad avere la maggioranza del capitale privato. Ora, per questo riteniamo indispensabile capire se ci troviamo di fronte ad un problema specifico del servizio urbano di Udine oppure se queste criticità riguardino l'intero sistema di trasporto regionale. Ora, alla luce di questo che ho esposto, la richiesta di audizione nasce proprio dall'esigenza di dare finalmente chiarezza a tutti i portatori di interesse rispetto a queste criticità, e questo non per individuare capri espiatori, ma per comprendere le scelte compiute e per valutare anche possibili soluzioni che siano coerenti con un servizio efficace per i cittadini. Allora, in conclusione, quindi chiediamo che l'audizione consenta di rispondere in maniera chiara ai seguenti interrogativi, ovvero le difficoltà emerse riguardano esclusivamente il Comune di Udine o coinvolgono tutto il sistema di trasporto della Regione. Inoltre, quali sono le cause reali e strutturali della mancata effettuazione di un numero così elevato di corse di linea e quali conseguenze produce sul servizio e sulla sicurezza? Se sono intervenute, ma questo lo chiedo anche agli stessi portatori di interesse, le rivalutazioni dell'indennità di secondo livello, quali soluzioni concrete, almeno a medio termine, si intendono adottare per evitare i disagi ai cittadini e le tensioni nei confronti degli operatori del settore, come sono stati, e questa forse è una delle domande secondo me che costituisce proprio il fulcro di questa commissione, come sono stati ripartiti e utilizzati i 9,9 milioni di euro già erogati dalla Regione per il miglioramento della sicurezza, della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro. Infine voglio anche chiedere, visto che si parla di province e quindi queste concessioni del servizio arriveranno a scadenza, sono curiosa di sapere se verranno emessi 4 bandi e quindi se si avranno appunto 4 bandi separati oppure no. Concludo che queste domande, la risposta a queste domande per noi è un passaggio fondamentale, e questo perché si deve restituire proprio al trasporto pubblico la dignità e l'efficienza che merita, ma soprattutto, e qua lo ribadisco, anche consentire a chi lavora nel trasporto pubblico di farlo serenamente, perché anche rispetto agli autisti, io devo aprire una parentesi, a cui va il nostro personale di riconoscimento, perché tengono in piedi quello che è il sistema di trasporto pubblico, nonostante siano sottopagati, sotto pressioni e le condizioni di lavoro non permettano di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Quindi io esprimo appunto questi interrogativi che mi aspetto appunto a cui mi diate riscontro. Grazie. Sull'ordine dei lavori, Presidente, in realtà io aspettavo ancora una risposta da parte della direzione per quanto riguarda l'interrogativo che avevo rivolto rispetto al decreto. Non mi era chiaro il passaggio che era previsto al punto 8 e dopo mi riservo di intervenire per le considerazioni finali, insomma. Grazie Presidente, volevo giusto fare delle considerazioni finali. Ringraziare innanzitutto gli auditi per aver arricchito il dibattito. L'ho trovato stimolante e dirimente anche rispetto alle questioni che avevamo posto. Sono emersi dei dati anche significativi, per cui ci auguriamo che ci sia un impegno anche continuo, della Regione e delle parti interessate per far sì che migliorino le condizioni tanto dei lavoratori tanto del servizio, perché ritengo che la percentuale del 4,12% di Arriva Udine è inaccettabile.
E quindi, così come ho apprezzato le rassicurazioni della dottoressa Uliana rispetto alla volontà di voler intervenire per precisare alcune parti del decreto che anche a mio avviso risultano essere suscettibili di un'interpretazione secondo me che va a danno proprio dei lavoratori stessi, e questo tanto per quanto riguarda la rendicontazione, che appunto venga messo come limite il 31/12/26, tanto per l'utilizzo delle stesse risorse per gli equilibri contabili, il che andrebbe in una direzione diversa da quella che invece dovrebbe essere, ovvero di sostegno ai lavoratori stessi. Quindi concludo appunto dicendo che si persegue appunto questa linea di confronto e questa tutela non soltanto del diritto alla mobilità ma anche della dignità degli stessi lavoratori. Grazie.